provinciale di distribuzione, l'ingegnere Mescio e l'artista Giovanni Magnoli, abbiamo deciso di presentare questo nuovo lavoro che sicuramente San Salvatore d'Italia ora collocherà nella sua, così come nel suo percorso di opere d'arte e di museo all'aperto. Un ringraziamento bisogna farlo appunto a Enel Distribuzione perché sin dall'inizio di questo mio mandato ha accolto diversi progetti che il Comune in qualche modo ha presentato, a cominciare dalla riqualificata piazza Mattarella alla sostituzione dei pali. Poi si è pensato anche di riqualificare questa cabina elettrica che era completamente andata, era bruttina da vedere. Tutto ciò non si poteva realizzare se non c'era chi dietro le quinte in qualche modo metteva mano e lavorava, quindi mi preme ringraziare ovviamente il rinnovo oltretutto a Enel e Distribuzione, Simone, appunto il direttore provinciale e il nostro responsabile dell'ufficio tecnico, l'architetto Paolo, che ha fatto tutti gli atti ovviamente propedeutici alla realizzazione della cabina, e poi un ringraziamento particolare anche a Sale della Terra, il Consorzio Sale della Terra e il SAI Sale della Terra San Salvatore d'Italia, che ha contribuito anche per la realizzazione della cabina, quindi un ringraziamento doveroso anche al Consorzio. Avanti, poi c'è la pace dall'altro lato e l'unità da questo lato, una coppia che rappresenta l'amore, la pace che era figurata con una colomba e l'ulivo, e poi da questo lato l'unità, due mani che si stringono. Quindi grazie veramente per questo grande risultato. Ovviamente, come avete visto, è collocata questa cabina in mezzo a due lavori grandi di riqualificazione. Una è la piazzetta Santa Caterina che abbiamo concluso pochi mesi fa, l'altra è la piazza Mattarella che come vedete ci sono i lavori in corso, quindi questa cabina nel centro, così come è stata realizzata, ovviamente ha un suo perché. Quindi grazie a tutti, grazie al dottore Mescio, grazie a tutti i rappresentanti dell'Enel e grazie soprattutto all'artista che è Giovanni Magnoli, che abbiamo la fortuna di avere anche qua per la presentazione della cabina. Grazie. Sì, come rappresentanza di distribuzione siamo molto contenti dell'opera realizzata, soprattutto per i temi che riporta. Sono temi molto importanti, soprattutto in questo periodo, no, che ci contraddistingue, quindi siamo ben lieti di poter mettere a disposizione l'infrastruttura. Ringrazio chiaramente il sindaco, tutta la squadra che ha permesso tutto ciò. Nel centro del paese ovviamente era in condizioni pessime, grazie al supporto di E-Distribuzione, di Enel e del Consorzio Sale della Terra abbiamo ristrutturato la cabina, ovviamente questo l'ha fatto l'Enel, e abbiamo pensato di colorarla con un murales fatto a mosaico e questo è il risultato. Quando si parla di bellezza, di dare sempre quel colore in più, San Salvatore d'Italia come si colloca? Assolutamente, siamo competitivi, abbiamo come diciamo noi, un museo diffuso all'aperto. Abbiamo due murales importanti di Mattoni, di Andrea Mattoni, che rappresentano delle raffigurazioni di Caravaggio. Questi tre murales fatti ora da Giovanni Magnoli, e poi abbiamo un percorso di opere d'arte in ferro battuto, sono 28 sculture, e poi ci sono le saracinesche come quadri che troverete lungo le vie del paese. Io sono Giovanni Magnoli in arte Fresh Ink e niente, abbiamo qui il risultato di 4 giorni di lavoro realizzati con questa tecnica che è praticamente un mosaico ma dipinto, che imita il mosaico. 4 giorni con tanta dedizione e tanto amore. 4 giorni belli intensi, ricchi di lavoro, ma devo dire anche che diciamo con tanto partecipazione degli abitanti, perché non mancava il caffè, non mancava la bibita fresca, e quindi questo
sono dei grandi momenti, insomma.